Amen. Mela, nal-għawkom eżizaxwa għal sezzjoni oħra. We want to greet you to another session. Vogliamo accogliarvi tutti voi che state seguendo in questa conferenza. Mi piacerebbe parlare italiano, il maltese, in inglese tutti insieme. I would like to speak Italian, English and Maltese all together. I love languages, but I have somebody here, I have an assistant here who he speaks better Italian than mine. Lui qui, il nostro fratello Daniele, alleluia, un ministro anche lui, parla meglio nell'italiano di me. Ok, who has the first question? Min għandu l-ewwel mistoqsija. Chi ha la prima domanda per me questa mattina? Nobody? You all know everything? Praise the Lord. We close right now. Okay, come sister, come forward. Għamel, għajdinna xismek? Le, ħares lejja, mux lejja, inti li tindirizza. Dawri l-alma. Zeppelli. ħares lejja. That's it. Għadni ċajta ta' ovvjament. Mela, għajdinna sister. Tell us sister. E poi ripetiamo la domanda anche in italiano. Jien bil-Malti għan nitkellem. Irranġa, tista' tkellem bil-Awċi jek. Irrit ngħid ismi. Ek joġbok. Mela, jien Felicien. Hello. Mela, oħtkom fil-mulej. Amen. Mela, 1 Corinthians 12, please. 1 Corinthians chapter 12. Primi Corinzi capitolo 12. L-ewwel Korintin kapitlu 12. Mela, vers minn 10, imma tiġi ġo fija dak li rritin. Vers 10. Mela, l-liħor is-seta tal-mirakli, l-liħor id-don tal-profezija, l-liħor id-don tal-azra tal-ispirti, l-liħor diversi ilsna, l-liħor it-tifsira tal-ilsna. Okay. Fuq daw it-tnejn tal-axħar nixtieq insaqsik, Pastor. Okay, xi tistaqsik. Mela, let's read them together. Leggiamoli anche in italiano, ok? Fratello Daniele, leggili anche in italiano. Verso 10, verse 10, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another interpretation of tongues. Right? So, our dear sister would like to ask a question concerning this. I don't know the question yet. Verso 10 di Prima Corinzi 12, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. La nostra sorella vuole fare una domanda concernente questo verso. Amen. Now I want to thank God for helping me to answer correctly, biblically, and accurately. By the grace of God, by the help of the Holy Spirit, in Jesus' name, for the glory of God our Father, through Christ Jesus our Lord. Amen. Your question. Il-mistoqsija tiegħek, la tua domanda. Huma it-tnejn differenti. Għalli ma t-referi. Għal tal-ilsna. What are you referring to? It-tnejn fuq tal-ilsna, wieħed li għandu. So, the second part of the verse, you mean? To another different kinds of tongues? So the question is, la domanda è, the question is, are these two different? Jistaw wieħed ikollu din u liħor ikollu din? Brava. Good. Okay. So one can have this and the other one can have this one? Okay, the question is, are these two, that means to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Yes. Is that what you want? Are these two different and one can have one and have the other and not have the other? Allora la domanda specifica dalla sorella è quando dice diversità di lingue a un altro e l'interpretazione delle lingue a un altro ancora. Sono due cose distinte e separate tra loro, una cosa una all'altra, o possono essere unite? Ok, mela. Mistoqsija tajba, dik il-mistoqsija?
Okay, then, okay, ask me the second part. Għax darba ġrali ħas, kont edemmek jena u tani kelma tal-ilsna. U dak il-ħin inti għet li fissira, għax inti trid tfissira, u ħsatni pastor, għax dik kienet jisa l-ewwel darba li ġrali jekk u fil-vera. Etnejlek, u minn dakinhar jisni, għajt nibza sa mus supposta nal-biza. Nejlek il-verità dil-ġimgħa qed. Hold on. So, because I was once here on the stage and I was giving a tongue and I said to Felician, if you're going to have a tongue, you're going to have to interpret it. Okay? So she was afraid, and since then apparently she's been afraid to do it again. So, and then, traduce in italiano, per favore. Io ho avuto un episodio dove ero qui e ho cominciato a parlare in lingue, ho chiesto a una sorella, Felicia? Lei stessa. Stavi tu. E ho chiesto di interpretare, ha avuto timore e da allora c'è come Ha avuto timore perché io l'ho detto devi interpretare. Se tu rilasci una lingua che non è conosciuta dall'uomo, devi interpretarla. Allora lei non era conscia di questo. Ok. She was not conscious of this, that she has to interpret as well. Okay. So I will expound on that. Okay. Go ahead. Is that enough? So it's not over yet. Għaw inkun stri, inkun sa jinfaqa biex ikun Amen, jista amen. jirrilaxxa. Amen. Ma mux dejjem ikun nafek ma nafx. Għax ma nafx sa jgħidlu, ma nafx. Okay. Dik hija il-daka. Biz dil-ġim għamilt il-kuraġġ. Amen. Għax jekk dak qed l-mulej jiena inti qedtinna li tqedinna il-klim titkellem inti minn So this week you made the courage. Għajda bl-Inglis intu kol. All right. Mela. So, I believe in God and in His Word, and in His Word there is written. No, much preaching. Just give me the question the way you put it to me. All right, Mela. Mush question, whatever. All right. So, this week, 2 days ago, I had the courage because I prayed to the Holy Spirit. Lord, if you want me to give something in tongues and then to explain it, reveal it to me. Give it to me. Bravo. Give it to me, Good. and that's what happened. Good. You did Okay. actually what the Bible says. All right. You did what the Bible says to do. Go ahead. I will. Are these two different? I will explain by the grace of God. Go ahead. Daniele, per favore, fallo in italiano. Quindi questa settimana la sorella ha chiesto specifiche direzioni al Signore e sembra aver avuto un'esperienza di questo tipo. Ora l'Apostolo Gordon risponderà. Ok, con la grazia di Dio. Allora, cominciamo. We start from here. Number 1. These are part of the 9 spiritual gifts of the Holy Spirit. Disa doni specifici dello Spirito Santo. However, one of them is also tongues, or as we read in verse 10, actually it's not just tongues, it's actually various types of tongues. Mhijiex just lingwi, imma tgħidlek diversi lingwi diversi lingwi, jiġifieri differenti, mhux tip wieħed. It's not just one type, there are different types. The same Holy Spirit, l-istess Spiritu Santo, but different types. E quello che noi leggiamo qui da questo passo delle scritture è che ci sono 9 doni dello Spirito e qui parla nello specifico di diversità di lingue diverse tra loro. Okay. Stesso Spirito, diverse lingue. So, if we see Mark 16 from verse 15 through 20, se noi leggiamo Marco capitolo 16 dal verso 16 al jekk verso naraw 20, Mark capitolo 16, let's go there quickly, let's go there. andiamo lì velocemente. Let's go. Mark 16, Mark 16. Marco 16 From verse 15. dal verso 15. Min verse 15. And we see that Jesus said to all of them. E disse loro tutti, andate. Gesù għal di lil dawk kollha, id-disċipli kollha. Go into all the world, preach the gospel to every creature. Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Morru mad-dinja kollha u xandu l-Vanġelu mad-dinja kollha. Lil min bad Ġesu hawnhekk, lil kulħadd. Lil kull min jemmen, bat lil kulħadd jipridka, mela kulħadd Ġesu bat lil kulħadd. Jesus sent everyone. Gesù ha mandato tutti. Okay? He who believes and is baptized will be saved.
Everyone. Dak li jemmen u jitammet ikun salvat. Everyone. But he does not believe will be condemned. Ma min ma jemminx jiġi kondannat. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Tutti. 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 Questo significa tutti. Mela, he is addressing everyone who believes. Lui sta parlando a chiunque crede, quindi tutti. That should cover every Christian. Quindi ricopre tutti i cristiani. Verse 17 now. And these will follow all those who believe. E questi, verso 17, sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. In my name, all of them will cast out demons. Nel mio nome tutti scacceranno i demoni. Fismi, kolla kemm huma jkeċċu xjaten. M'hemmx uffiċċju ta' eżorċista. Kull rispett, il-mulej jbierek l-eżorċisti u l-mulej jkompli jużhom, ma m'hemmx uffiċċju tal-eżorċista. There is no office of an exorcist, okay, or a caster outer demon ministry, okay? It's part of the package of the gospel. È parte del pacchetto dell'Evangelo, non c'è un ministero specifico o un ufficio specifico per scacciare i demoni. Every Christian Ogni cristiano has been given the authority to cast out demons. gli è stata data l'autorità per cacciare i demoni. There is no specific ministry of, I have the ministry of deliverance. Non c'è il ministero della liberazione. I know some Christians, well-meaning Christians, use that. So che alcuni cristiani in buona fede utilizzano questa But based terminologia, upon the Bible, ma sulla base delle not based scritture, upon videos on YouTube. ma non basato sui video su YouTube. I do understand there are different anointings. I do understand that. Comprendo che ci sono diverse unzioni, But that is a different argument. That's now when people operate in certain offices. è un argomento completamente diverso perché significa operare in un ufficio diverso. Naf li għaw min jgħid li għaxaw min għandu l-Ministeru tad deliverance u għaxaw min fil-iskrittura bazat fuq dak xejn l-iskrittura kollha kemm huma l-Kristjani kull wieħed minnhom l-inqas wieħed minnhom jekk huma vera ta' Kristu għandhom l-awtorità minn Ġesu Kristu mhux mill-pastor jew mill-Papa jew mill-Apostlu minn Kristu Ġesu biex jikkaċċjatem kollha. So this is not something that I'm inventing. This is not something that a privilege of the Pope or the Bishop or the Apostle or the Prophet. We all, as Christians, as sons of God, have been given authority by Jesus Christ Himself to cast out demons. Everyone. Capite bene che questa non è una cosa che mi sto inventando, quindi un privilegio del Papa, del Vescovo, dell'Arcivescovo, assolutamente O no. dell'Apostolo, O dell'Apostolo, profeta, o il pastore. è un'autorità che è stata data a tutti i credenti, Tutti. coloro Siamo che credono. d'accordo? Do we agree? If you don't have to be very, very smart. All you need to do is just, Jesus is speaking to all. E non devi essere molto perspicace per capire che Gesù sta parlando a tutti. M'hemm bżonn tkun xi wieħed taref ħafna, Ġesu qed jagħmilha ċara daw kollha li jemmnu. Kollha jemmnu, okay? Number 18, number 17. Those who believe all will be saved, yes? Coloro che credono sono tutti salvati. Daw kollha li jemmnu ikunu salvati. Daw kollha li jitamdu ikunu salvati. Jemmnu jitamdu. All of those who believe and are baptized, they will be saved. All. Tutti coloro che credono e saranno battezzati sono salvati. They all Tutti, can preach. tutti possono predicare. Doesn't mean all have a pulpit, but all can preach. Non significa che tutti avranno un pulpito, ma che possono predicare. Kolla jistgħu jipredkaw, ma bil-fors kollha għandhom pulpitu, ma kollha jistgħu jipredkaw. Amen. Kollha nisa u rġiel. Anka tfal. Amen. Amen. So everyone can preach. Both men and women, including children, they all can preach the Jesus. Tutti possono È simple. predicare, uomini, donne, inclusi i bambini. Actually, to be honest, this is so basic. I don't know why people mess it up. Guardate, è talmente basico come insegnamento e a volte mi chiedo come si fa a fare confusione. Ma din hija tanti hija bażika jħassra, ma anka fil-nies, ċertu nies reliġjużi jispiċċaw jerqu f'naqra dira, men. This is basic. È basilare come Dan huwa xi ħaġa insegnamento. bażiku, mhux xi ħaġa xi dottrina ta' barra minn hawn. Okay? So we've made it clear. All preach, all believe, all saved. Quindi è diventato chiaro che tutti possiamo predicare perché salvati e crediamo in Gesù. Now, do we believe the rest? Ora, crediamo nel resto? They will all speak in tongues.
Tutti parleranno in lingue nuove. If they can all cast out demons, they can all speak in tongues. Se tutti possono cacciare demoni, possono parlare in lingue nuove. Not they may, they will. Non dice probabilmente, forse, no, lo faranno. Mux jistaw ek jamlu. They will take up serpents. They will, he says, speak in tongues. All of them. Prenderanno in mano dei serpenti, lo dice chiaramente, tutti parleranno in lingue nuove, tutti. Okay, they speak with new tongues. Parleranno in lingue nuove. Jitkellmu kollha lingwi ġodda. They will all take up serpents, and if they drink, and if any of them drink any deadly poison, it will not hurt any one of them. Prenderanno, verso 18, in mano dei serpenti, anche se verranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Jaqbdu l-skorpjuni kollha kemm huma. Jekk jixorbu xi velenu li jagħmilhom id-deni, ma jagħmilhomx jew ġibilhom il-mewt, ma jagħmilhomx ħsara. Kollha kemm huma. Dawn huma weddiet ta' Ġesu. Ġesu stess qed jitkellem. These are promises that Jesus Christ himself is speaking. Queste sono promesse che Gesù stesso ha fatto, è lui che sta parlando. They will all lay hands on the sick. Tutti imporranno le mani agli ammalati. All or some of them? Tutti o qualcuno? Tutti. All. Kollha kemm huma jistgħu jmiddu jdejhom, anzi għandhom, mhux jistgħu jgħidlek għandhom. They should, they will. They will lay hands on the sick and they will recover. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Now this is very interesting. Questo è molto interessante. This is the package that follows the preaching of the gospel. Questo è il pacchetto che segue la predicazione della parola. The moment you believe the gospel, Il momento stesso che credi all'Evangelo, all of this belongs to you. tutto questo ti appartiene. Il-moment li inti temmen il-Vangelu, dan kollu jappartieni lilek. That's it. M'għandek bżonn tkun pastor, m'għandek bżonn tkun apostlu, m'għandek bżonn tkun papa jew wisq of xejn. Ibben Alla l-ħaj fi Kristu biżejjed. You don't have to be a pope, a bishop, an apostle, a pastor, or anything. You can just simply be, which is the highest office, a son of the Most High God. And all of this belongs to you. Questo non è il derivato di un titolo, papa, apostolo o qualsiasi altro titolo, ma è il pacchetto che segue tutti coloro che credono. Amen. Now, this is to preach the gospel. This is the package that Christians can use to proclaim the gospel. Questo è il pacchetto che ci serve per predicare l'Evangelo. So they all can do that. Tutti lo possono All fare. cast out demons, Tutti possono cacciare demoni, all heal the sick, tutti possono guarire i all malati, speak in tongues. tutti possono parlare in lingue. Now, many kolla jfejqu l-morda, kolla jkeċċu xjaten u kolla jitkellmu bil-lingwi. Kolla jipritkaw. Now, the problem is this. When people start not seeing certain things, they change doctrine. They change what the Bible says. Il problema dove nasce? Quando la gente incomincia a non vedere la manifestazione della realtà di questi versi, comincia a cambiare la dottrina. Well, I prayed for somebody, they didn't get healed. Maybe healing is not for today anymore. Io ho pregato per una persona per la guarigione, ma non è guarita, allora forse non funziona. Jiena tlab ta' ġaħad biex ma fiqux, forsi Alla ma rridx ifejjaq, ma għadux ifejjaq. I prayed for many to be saved and still did not get saved. Io ho pregato perché molti si potessero salvare, eppure non sono stati ancora salvati. Maybe God is no longer saving. Maybe heaven is already full. Forse Dio non salva più, ne salva giusto qualcuno. Il paradiso è già pieno. E il paradiso è già pieno. Scusami, troppo tardi. Sorry, too late. It's full, we're full. Hallelujah. Okay, so people, because they don't really believe the word, Quindi la they gente, change perché non their crede theology. fermamente in maniera attiva alla parola, la iniziano a cambiare. Peress li ma jemnux vera xtejt il-kelma, jibidlu t-teologija tagħhom. I like to say, I have a phrase I'm going to share with you. Never change your theology to accommodate a tragedy. E io ho una frase che ripeto sempre: non cambiare mai la tua teologia per accomodare una tragedia. Amen. Okay, so, mela,
tbiddel qatt it-teoloġija biex inti tikkomoda xi traġedja. Okay? Jew xi ereżija. Halleluja. Issa, l-ewwel Korintin kapitlu 12. 1 Corinthians chapter 12. What is the difference between Mark 16 and 1 Corinthians 12? Qual è la differenza tra Marco 16 e Prima Corinzi 12? Mark 16 is for Christians when they're preaching the gospel to the world. Marco 16 è per i cristiani che stanno predicando l'Evangelo al mondo. 1 Corinthians 12 is the gifts of the Holy Spirit operating amongst the church to build the church. Prima Corinzi 12 invece parla dei doni dello Spirito che operano all'interno della Chiesa per edificarla. And many of these gifts, they are hardly ever seen within many so-called churches. E il problema oggi è che questi doni a volte è raro poterli vedere in operazione e in alcune cosiddette chiese. Have we seen casting out of demons in this church? Abbiamo visto demoni essere cacciati in Have we questa seen chiesa? healing in this church? Abbiamo Yes. visto guarigioni in questa Have we chiesa? seen speaking in tongues in this church? Abbiamo visto parlare in lingue in Have we questa seen chiesa? interpretation of tongues in this Abbiamo church? visto l'interpretazione Have we delle lingue seen in questa prophecy in chiesa? this church? Abbiamo visto le profezie Have in we questa seen chiesa? discerning of spirits in this Abbiamo church? visto il discernimento degli spiriti Have in we questa chiesa? seen faith in operation, special faith in operation? Abbiamo visto fede speciale operare in questa Have we chiesa? seen miracles? Abbiamo visto miracoli. So this is the church where all the 9 gifts of the Holy Spirit are made visible. Questi è una chiesa dove i 9 doni dello Spirito si operano, si vedono. And the sad reality that the majority are not like that. E la triste realtà è che molte chiese non sono così. When it comes down to speaking in tongues, Quando si tratta di parlare in lingue, I have a teaching on that. io ho un insegnamento su questo. Għandi tal-lin fuq dan il-suġġett biss. Pero ħaniftħu daqxej, let's open a bit on this. Here it's saying, to another, different kinds of tongues. How many different types of tongues are there? Quanti diversi doni, quante lingue diverse ci lingue sono? diverse ci sono. I have count. Now, when it say, okay, we know for sure it's the same Holy Spirit, right? Amen? Aħna nafu li dan jagħmlu kollu mix-xogħol tal-Ispiritu Santu. Amen? Now, don't confuse the package for all those who believe and the gifts of the Holy Spirit. Non confondete il pacchetto per coloro che credono con i doni dello Spirito. I doni dello Spirito e il pacchetto sono diversi. The gift of the Spirit and the package is different. And the package of what follows every believer as a simply new believer in Christ. Il pacchetto che segue anche i semplici nati di nuovo And the gifts of the Holy Spirit e i doni dello Spirito are different. sono diversi. Because according to, for example, Acts chapter 2, Perché vedete in Atti capitolo 2, verse 1 through 4, dal verso 1 al verso when the 4, Holy Spirit fell, quando lo Spirito Santo è sceso, all who were saved, tutti coloro che erano salvati, 120, 120, all of them spoke in tongues. tutti parlarono in altre lingue. Now let me ask you a question. Ora vi faccio una domanda. What kind of tongues? Che tipi di lingue? What kind of tongues did they speak? Che Now, tipi- I want to see how many of you have paid attention while you read Acts chapter 2. Voglio vedere se avete fatto attenzione alle lingue che parlavano, a quel passo. I'm going to catch you here. I'm going to catch you. Hold on. According to Acts chapter 2, Fate attenzione, il secondo Atti capitolo all 2. 120 spoke in tongues. Tutti e 120 parlarono in lingue. What language did they, notice my question, what language did they speak? Che lingue loro parlavano? La domanda è specifica. Be careful of my question, because I'm going to catch you. I'm going to put you repeater. Fate attenzione, qual erano le lingue che loro parlavano? La domanda è This specifica. is very interesting. I think this is going to be the only question for today. È interessante, penso che questo sia The Bible esaustivo. says
La Bibbia dice, They did not say the Bible. Okay, let's look at it. Why don't you see? andiamolo a leggere. Okay. Verse 6. And when this sound, and when this sound occurred, the multitude, where was the multitude coming from? Quando avvenne quel suono, shall I read verse? Yes, read it. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa. Da dove veniva la folla? Da dove veniva la folla? Where the crowd was coming from? Let's read from verse 9. Parthians, Medes, Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Island, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya joining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans, Arabs. La parola di Dio è chiara e specifica perché al verso 9 gli elenca pure, dice, noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti. What does it say in verse 7? E cosa dice al verso 7? They were all amazed and marveled, saying to one another. E si meravigliavano e si stupivano dicendo l'un l'altro. Daw kollha bdew jiċċassaw bdew jgħidu lil oħor wieħed il-ieħor min, mhux id-disċipli, dawk li bdew jisimgħu. Not the disciples and the apostles, but those who were hearing them. Chiaramente qui sta parlando di coloro che ascoltavano, non i discepoli, quelli che ascoltavano parlare. Saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? And note carefully, and how is it that we hear in our own language in which we were born? Did you notice the difference? E notate la differenza, dice, loro dicevano, tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? What did the disciples up in the upper room speak? Quindi quali erano le lingue che i discepoli parlavano? Was it known to them? To the disciples? Was it known? Era conosciuta ai discepoli? Was it known to the people outside? Era conosciuta alla gente di fuori? They spoke unknown language to them in tongues. Parlavano lingue non But conosciute. each one of them Ma tutti coloro che li ascoltavano heard them in their own tongue. li ascoltavano nella loro lingua natia. Imagine, if, let's say they all spoke Italians. Mettiamo il caso che tutti parlavano italiano. Imagine kieku daw il-120 kollha tkellmu bit-Taljan. Dawk li ġew minn Ruma mill-Italja kien ifhmuhom mabli. Imma baqa xi 7-8 nazzjonijiet oħrajn, għadba mhux għadhom mhux xorta. But imagine that they all spoke Italian all of a sudden, and there were some people that were from Italy, and they would have understood because it's their language. Provate a immaginare che a un certo But punto, about the other 8 other nations or so, they would not have understood. provate a immaginare che parlavano l'italiano e gli italiani comprendevano, ma tutte le altre 80 nazioni che succedeva? The people, the upper room disciples, I discepoli che erano sulla stanza di sopra they spoke a language hanno parlato una lingua that they did not know. che i discepoli stessi non comprendevano. But all the nations that were present that were not yet born again, Ma tutte le nazioni lì rappresentate che non erano ancora nate di nuovo, they all understood them in their own language. tutti capivano nella loro lingua natia. Is that the gifts of interpretation of tongues? È questo il dono dell'interpretazione delle lingue? No. No. No, it's not. Because the gift of interpretation of tongues can only work with believers. Perché l'interpretazione delle lingue opera solo con i credenti. That's a miracle of translation of tongues. Quello è il miracolo della traduzione delle lingue. There's a difference between interpreting and translation. E una cosa è interpretare, una cosa è tradurre, sono diverse. Translation is you just get the text and it will be translated in that exact language, exactly. Interpreting is different. You don't know what you're saying, but the Holy Spirit will give you an interpretation. What you are saying
in words that you can understand. Quando si dice traduzione significa prendere un testo, esaminarlo e traslitterarlo, tradurlo in un'altra lingua, mentre l'interpretazione significa lo Spirito Santo che dentro di te ti aiuta a interpretare una lingua sconosciuta in una lingua conosciuta. Sometimes we have dreams or visions. A volte abbiamo sogni, visioni. You don't translate that, you interpret that. Quello non lo traduci, lo interpreti. The things of the Spirit, they don't get translated, they get interpreted. Le cose dello Spirito non si traducono, si interpretano. But a language can be translated Ma una lingua può essere tradotta because it's known. perché è conosciuta. And it's called the tongues of men. Ed è conosciuta come le lingue dell'uomo. 1 Corinthians chapter 13. Prima Corinzi 13, Let's go there. andiamo lì. Verse 1. Though I speak with the tongues of men Se parlassi le lingue degli and uomini of angels. e degli angeli, Does anyone speak the tongues of angels here? c'è qualcuno che parla le lingue degli angeli qui? Maybe when you spoke to your girlfriend or your boyfriend, it's like, oh, he sounds like an angel. Forse quando parli col tuo fidanzato, con la tua fidanzata, mamma mia, risuona proprio come un angelo. Then they got married, then 5 years later, he sounds like a fallen angel. E ti sposi, poi dopo 5 anni dici, ma questo è un angelo straniero. Si dice fallen angel, cadente? Angelo cadente, sì. Sì, angelo. Sì. Amen, amen. So, this is a very interesting study Questo è uno studio molto interessante. because the people in the book of Acts, you have Christians operating with unbelievers. Perché nel libro degli Atti noi vediamo dei cristiani nati di nuovo operare con dei non credenti We've heard it's been used. e sappiamo che è stato utilizzato. We know of an evangelist in particular that when he went to preach in a nation and the interpreter did not turn up, he started preaching in English and the people understood every word he said because it was supernatural. Sappiamo la storia di un evangelista che andò a predicare in una nazione e l'interprete non si presentò, lui iniziò a predicare in inglese e tutti compresero esattamente. This evangelist came to this church many Questo times. evangelista è stato qui in questa chiesa. Amen. Amen. Ah, yes. So that was not the gift of the interpretation of tongues. That was God supernaturally did a miracle, a sign and a wonder. Quello non è stata l'interpretazione delle lingue, ma è stato un miracolo prodigioso di Dio, segni e prodigi da parte di Dio. Because we know that the gifts of the Holy Spirit work with the church when He wills to edify the church. Perché noi sappiamo che i doni dello Spirito operano all'interno della Chiesa, per l'edificazione della Chiesa So we stessa. have translation of tongues. We have tongues. Quindi abbiamo le lingue We have the tongues that every Christian can receive. e abbiamo le lingue che ogni credente può ricevere, Because all will speak in tongues. perché tutti parlano in lingue, But not all operate in the gift of tongues. ma non tutti operano nei doni dello Spirito. Casting out of demons is not a gift. Cacciare i demoni non è un demone, It's, non è un it's dono, part of scusate. the package of being a Fa Christian. parte del pacchetto dei credenti. Laying hands on the sick is not a gift. Pregare per i malati non è un dono, You can do it as a Christian. semplicemente essendo cristiani lo But puoi then fare. there are gifts of healings. Ma poi ci sono i doni di guarigione. They operate now when the Holy Spirit wills E loro operano quando lo vuole lo Spirito, in the church. nella Chiesa. You see the difference? Vedete la differenza? There is the gift of special faith. C'è il dono della fede speciale, It's not for the world, non è per il mondo, it's for the church, per la Chiesa, to build the church. per costruire la Chiesa. There is the gift of discerning of spirits. C'è il dono del discernimento degli spiriti And there is the gift of tongues e c'è il dono delle lingue and interpretation of ed tongues. interpretazione delle lingue. So in the New Testament alone, E quindi solo nel Nuovo Testamento I made a study and I found about 7 different types of
diverse types of tongues. E io ho fatto uno studio, ci sono 7 tipi di diverse lingue. The general language of praying in tongues, which is available and should have been received by every believing Christian. Il parlare in lingue generale deve essere ricevuto da parte di tutti i credenti. There is the supernatural sign in the Bible, Acts chapter 2, where we see God translating those tongues, not because they were Christians, that became a sign and a wonder. E vediamo in Atti capitolo 2 il segno prodigioso di Dio affinché potessero comprendere la traduzione Which letterale. Paul mentions in 1 Corinthians chapter 14. It says, speaking in tongues is a sign to unbelievers. Quando appunto l'Apostolo Paolo in prima Corinzi 14 dice che il parlare in lingue è un segno per i non credenti. But here amongst you, Ma qui intorno a noi, tra I much noi, rather you prophesy, io preferisco che profetizzate. or else if you're going to use the speaking of tongues addressing the church, E se devi utilizzare il parlare in lingue per you indirizzarla alla can, Chiesa, lo puoi but you fare. must interpret. Lo puoi fare, ma devi interpretare, dice. And if you prophesy is equals to speaking in the gift of tongues and interpretation. E se tu profetizzi è uguale al parlare in lingue e interpretare. So then Paul says, if you don't interpret, Quindi l'Apostolo Paolo dice, se non interpreti, you're going to be like, what happened? What did she say? What did he say? tu creerai una situazione dove la gente It's si dirà, che ha not detto? a bad gift. Non è un dono sbagliato, It's just a misused gift. è un dono usato male. It's not the devil. Non è il diavolo. It could be rightly so the Holy Spirit. Potrebbe essere, ed è sicuramente should lo Spirito be. Santo, dovrebbe essere così. But either the person speaking in tongues was ignorant of certain things, O la persona che parlava in lingue Lacking ignorava knowledge, lacking determinati knowledge. aspetti, or people were afraid. o aveva paura. Well, what about if I mess up? Che cosa accade se sbaglio? Well, I feel it in my spirit, but what if it's just me? Lo sento nello spirito, ma non vorrei che sia una cosa che nasce da me. Well, it's definitely not going to be your uncle. Sicuramente non sarà tuo zio, It was going to be you. sarai tu. But then you have to open another teaching. Who is you? E poi dovremmo prendere un altro insegnamento. Chi sei Do tu? you have the revelation that you and the Spirit of Christ are one? Avete la rivelazione che tu e lo Spirito di Dio siete uno? So then the Bible says every gift have to be operative by faith. E lì poi ogni dono deve operare per fede. And just like Paul says, È proprio come l'Apostolo Paolo if dice, anyone misuses a gift, se qualcuno di voi usa male i doni, not because they're evil, non perché sono but because there is cattivi, a maturity in that area, ma perché c'è immaturità in the quell'area, pastor, the apostle, must correct. l'apostolo And e il pastore instruct. devono correggere, And istruire. that's what I did to you. È quello che ho fatto a te. And you learn from it. E l'hai And not imparato. only you, actually the whole church is now learning from E it. adesso l'ha imparato tutta la Chiesa. So yes, what did Paul say? Quindi, I'd rather you all spoke in tongues cosa dice l'Apostolo Paolo? in the church. Prego che possiate tutti parlare in lingue nella Chiesa. From verse 1 to verse 6 or so, Dal verso 1 al verso 6, se non ricordo male. più o meno, Paul says, when you speak in an unknown tongue, Quando tu parli in una lingua sconosciuta, you're not speaking to men, non parli all'uomo, you're speaking to God. parli a Dio. So do that as much as you can. E quindi fallo quanto più puoi. But then from the next section on, Ma poi dalla sessione successiva he in poi, starts teaching il insegnamento how to use the gift of tongues to build the church. va a come il dono delle lingue deve edificare la Chiesa. And now he says, practically saying, if you're so zealous about gifts, good. E quindi dice, se sai usare i doni bene, It's good that you are zealous about gifts. è buono che tu sai utilizzare i doni, It's what makes the church supernatural. è questo che rende la Chiesa sovrannaturale, But always do it to build the church. ma fallo sempre per edificare la Chiesa. So if somebody mess up, I'm not going to say, well, that's of the devil. No, it's not of the devil. You're being dumb and stupid. It's not the devil. It's just you need to teach and instruct that person how to operate in that gift. Quindi se qualcosa poi viene sbagliato, non è dal nemico, ma semplicemente c'è mancanza di conoscenza e deve arrivare l'istruzione da parte The nostra. church is also a school. La Chiesa è anche una scuola. We are all students.
Tutti siamo stupidi. This is the best way to learn. Studenti, scusate. Sorry for that. I didn't mean it. Qualche volta siamo A volte stupidi lo anche. siamo. Sì. Stavi profetizzando, fratello. I was prophesying. To bring us into our own senses. Hallelujah. So, there are the speaking of tongues. Quindi il parlare in lingue That's a part of the package of every believer. è il pacchetto per ogni credente. There is the sign and the wonder of God supernaturally making the unbelievers hear your tongue in their own language, which happened È to me. il segno e prodigio di Dio affinché un non credente riesca a sentire e a capire quello che tu stai dicendo in una lingua straniera per te. There are the tongues of men. E poi sono le lingue degli uomini. The tongues of men don't need interpretation because there is the supernatural sign that God will do, like we saw. È il prodigio di Dio affinché non c'è bisogno di It's interpretazione, come abbiamo supernaturally visto, translated. è sovrannaturalmente tradotto. There are tongues of angels. Ci sono le lingue degli angeli, They need to be interpreted quelle devono essere interpretate by the Holy Spirit. dallo Spirito Santo. Then you have that what we call the special gift of tongues, the gift of tongues. E poi c'è il dono specifico delle lingue. Every Christian can speak in his own personal prayer language of tongues. E ogni cristiano può pregare nella sua lingua spirituale Di preghiera. di preghiera. And that's why Paul says, I pray you all spoken tongues. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice: io prego e desidero che tutti parlate in lingue. If he knew that not everybody could speak in tongues, then he would be completely unfair to ask everybody to speak in tongues. Se lui non sapeva che noi lo potessimo fare, sarebbe stato sleale nel dirci che tutti possiamo parlare in lingue. But then if you're going to use the gift of tongues, and that can be come upon you as the Holy Spirit, you feel that unction and that stirring. Se quindi tu puoi usare il dono dello Spirito Santo per l'ascensione e la discesa dello Spirito Santo in te, Then 1 Corinthians chapter 14 speaks, either you yourself interpret, quindi dice in 1 Corinzi 14, o interpreti tu or else somebody else will interpret. o qualcun altro lo faccia per Because te. then with tongues come another gift, it's called the interpretation of the gift of tongues. Perché con quel dono ne viene un altro, l'interpretazione del dono delle lingue. And the one who interprets the tongue has to be filled with the Holy Spirit and is a Christian. E anche colui che interpreta deve essere ripieno di Spirito So Santo e essere don't cristiano. confuse translation of tongues with interpretation Quindi of tongues. non confondiamo la traduzione delle lingue con l'interpretazione delle lingue. When I was in Africa, Quando ero in Africa I spoke in tongues. ho parlato in lingue, I was evangelizing, stavo evangelizzando and the person picked up certain words in his own language. e questa persona prese delle parole che io dicevo nella sua lingua But nativa he was an unbeliever. e lui era un non credente. So he said, "Wow, what is that?" E lui disse: mamma mia, che cos'è? And just like the Bible says, it became a sign for him. It opened him more and accepted Christ. E come la Bibbia dice, questo fu un segno per lui, si aprì e accettò Gesù. Hallelujah. So these things God uses because they are supernatural. Queste cose Dio le utilizza perché sono sovrannaturali. Isn't it interesting Non è interessante that you have 9 spiritual gifts in the Bible, che hai 9 doni dello Spirito nella but the Bibbia, one or the two that Paul's open up the most and only on is tongues and interpretation of tongues. e che i 2 doni a cui Paolo più si apriva erano le lingue e l'interpretazione delle lingue And prophecy, e profezia. which is equal to tongues and the gift of tongues and the interpretation. So on those 3. Queste 3 perché la profezia le racchiude tutte e 2. So interesting that from 9 gifts we hear nothing how they're supposed to operate. E notiamo che dei 9 doni non se ne parla tanto quanto Apart from these 3. questi 3 invece. So you have other 6. Quindi hai gli altri 6. There is no explanation of how miracles are supposed to operate or the gift of miracles. Non spiega nello specifico come il dono dei miracoli, per esempio, deve operare. Or he doesn't explain anywhere how this gift of special faith operates. Non spiega nello specifico come il dono della fede speciale deve funzionare.
Or it doesn't explain how the gift of discerning of spirits operate. o come il discernimento dello spirito deve funzionare. We see them happening, Lo vediamo accadere, but not explained. ma non spiegato. And obviously, then you have to ask the Holy Spirit to teach you. Quindi ecco perché devi chiedere allo Spirito Santo di insegnarti. Never go beyond what is written, as 1 Corinthians chapter 4, verse 7 says. Non Verse 6 and andare 7. mai prima, come dice prima Corinzi 4, dal verso Verse 6, 7, qualcosa. 6 e 7, non andare mai oltre quello che le scritture dicono. And there are people in the body of Christ that the Lord has taught on these things. E ci sono persone nel corpo di Cristo che Dio ha One ammaestrato of in them questo. is apart from the Holy Spirit, there is Kenneth Hagin, who's taught a lot on this. Kenneth Hagin ha insegnato molto su questo. The Lord has given me some revelation upon these things. Il Signore ha dato a me As a matter of rivelazioni fact, su questo. I have a teaching on YouTube. Io ho un insegnamento su YouTube Għandi tal-info YouTube bil-Malti u anka bl-Ingliż about the tongues and the various types of tongues. sulle lingue e i vari tipi di lingue. Go and listen to it. Andatela ad ascoltare. Okay? So there is a difference. C'è differenza quindi. There is a difference. Tongues, various types of tongues. It's so clear, various types. Lingue, vari tipi di lingue. The same Holy Spirit, Stesso Spirito Santo. but different purposes of use. Ma scopi specifici diversi tra loro. L-istess Spiritu Santu imma skopi differenti kif jiġu użati u għall-iskop għal xi qed jiġu użati. Amen? Amen. Hallelujah. Yeah, 5 minutes exactly. Min ħajja? 5. Acts 2:8. Atti 2:8. Le, mhuwiex interpretation. It's not interpretation, chapter 2, verse 8. It's talking about how those around is saying, how can we hear them all speak in our own tongue? That's called translation. That means God supernaturally, as it was arriving, they heard it in Maltese, Italian, Arabic, Spanish, Greek, Hebrew. Atti 2:8 è un segno miracoloso That's a di Dio miracle by itself, yeah. perché in maniera sovrannaturale loro comprendevano esattamente nella loro lingua natia, quindi era una traduzione, non un'interpretazione. Yeah. So that's a miracle. That's a sign and wonder. Come quickly, quiet. Idri. Run. What could be the sin against the Holy Spirit? What is the sin of the Holy Ghost? Because I can't understand it. And sometime when some preachers, they tell people to come on front and we will pray over you to receive the gift of speaking in tongues. And people are afraid not to speak because they think it is a sin that you just pretend that you are speaking in tongues. Lord have And many times people, they ask me, like, isn't it a sin? And then sin against Holy Spirit is not forgiven then? No. Number one, let me begin. Let me do mass deliverance right now. Fammi fare, rispondendo a questa domanda, una liberazione di massa. Mela, no Christian, no true Christian can commit the sin against the Holy Spirit. Un cristiano non può commettere un peccato contro L-ebda lo Spirito Santo. Kristjan ġenwin ma jista jikkommetti id-nub kontra l-Spiritu Santo. Because when you read in the Gospels, I forgot exactly where it is, if you can tell me which chapter, but I've studied that subject. The gifts, the sin, the blasphemy of the Holy Spirit, E la blasfemia contro lo Spirito Santo. id-dawa kontra l-Spiritu Santo, Jesus is not addressing the church, he's addressing the religious Pharisees. Non sta indirizzando Gesù la Chiesa, ma i religiosi farisei. When they are seeing the signs and the miracles done by the Holy Spirit. Quando vedono i segni e i prodigi fatti I dallo think it's Spirito Luke Santo. 11. Penso sia Luca 11. And they, instead of giving glory to God, they say, this is of the devil. E invece di dare gloria a Dio e riconoscerlo, dissero, no, è dal diavolo. Min flok jagħtu glorja lil Alla. Meta jibdew jaraw dawk is-sinjali u l-mirakli. Li huma suppost kienu jafu li l-Messija kien ħajkun midluk bil-qawwa tal-Alla.
those who knew the law, they were supposed to know that the Messiah was special and anointed with the power of God. Coloro che conoscevano la parola di Dio dovevano riconoscere che Gesù avrebbe operato in questa maniera. So Jesus warned the religious E Gesù avvisò, ragguagliò i religiosi. that by doing this, Facendo questo you are risking committing the blasphemy of the Holy Spirit. state commettendo blasfemia contro lo It Spirito has Santo. nothing to do with speaking or not speaking in tongues. E non ha Nothing nulla a che whatsoever. fare col parlare o non Mandu parlare in xaqsam lingua. assolutament xejn ma titkellem bil-lingwi u ma titkellimx bil-lingwi. So now this is one of the mistakes or a couple of the mistakes that I've heard preachers well-meaning say that I've noticed. Io ho notato che questo accade anche da parte di alcuni predicatori, ma in buona fede. Preachers have often said, come and receive tongues. Venite a ricevere le lingue. Those of you who've noticed, I've never said that. Se notate, io non l'ho mai detto. No, you receive the Holy Spirit. Ricevete lo Spirito Santo. Nowhere in the Bible does it say, come and I will pray for you so that you receive tongues. Non dice venite perché riceverete le lingue. I don't do it, and those who do it are either dumb, ignorant, or biblically untrained. E coloro che lo fanno o non hanno formazione biblica o sono completamente ignari di questo. There's nothing to do. But even if they do that, it's not a sin. It's just they're doing something ignorant. Anche se lo fanno, non è un peccato, lo fanno per ignoranza. Sometimes they do these things out of good intention, out of zeal and excitement. Molto spesso si fanno queste cose per zelo, ma non è un peccato. We know, though, the Bible says very clearly, Acts 2, Acts 8, Acts 10, Acts 19. Ma noi vediamo correttamente dalla scrittura Atti 2, 8, 9, 19, i vari capitoli, And Acts 10, that every time the 10. Holy Spirit fell che come scendeva lo Spirito Santo upon people sulle persone that were already Christians, che erano già cristiani, except one occasion, solo in un'occasione, Acts 10, 44-48, Atti 10 dal 40 al they 48, were Gentiles, che erano that gentili, while they heard, mentre ascoltavano instantly believed, hanno creduto and the Holy Spirit immediatamente came upon them and spoke in tongues. e lo Spirito Santo è sceso e hanno parlato in lingue. So practically what we see in the Bible, Praticamente quello che vediamo nella Bibbia that every time the Holy Spirit fell upon Christians, è ogni volta che lo Spirito Santo scendeva sui they cristiani, always spoke in tongues loro parlavano sempre in lingue, as the initial come evidence. evidenza iniziale, Not only ma non unica, initial, iniziale, because there were other times where they also prophesied. perché c'era altre volte che profetizzavano. Kien hemm drabi oħrajn fej mhux biss kellmu bil-lingwi ipprofetizzaw. There were times where also they started praising God and testifying, evangelizing, A volte invece lodavano Dio ed evangelizzavano speaking boldly. e parlavano con franchezza. Amen. So the true Christians cannot commit the sin against the blasphemy of the Un vero blasphemy of the Holy cristiano Spirit. non commette il peccato di blasfemia. Amen. You Amen. can. So it can become dangerous. Può diventare Tista pericoloso. ssir daqsxejn perikoluża meta inti għandek ċertu kampijiet where you have certain so-called Christian camps. Quando ci sono dei, per così dire, club cristiani, Or movements like amongst, they're called cessationists. come ci sono dei movimenti, quelli sensazionalisti, No, non cessationisti. Cessationists, quelli che non credono che i doni sono continuati dopo gli apostoli. quelli che credono che i doni si sono fermati con gli apostoli. Esatto. Allora they negate and they reject the gifts of the Holy E Spirit. negano e rinnegano i doni dello Spirito. And they reject the miraculous. Rigettano i miracoli And they can be in danger. e possono essere pericolosi. They can put themselves in danger. Possono mettere se stessi nel pericolo. And they are in danger of incurring a curse or the judgment of God. E rischiano di rimettersi sotto il giudizio di Dio. Because when they see certain signs
or speaking in tongues, or miracles, or casting out of demons, they say, this is of the devil. E possono dire, quando vedono la manifestazione dello Spirito con questi doni, questo è dal diavolo. Ikun min, ma jemnux fil-qawwa talla, ma jemnux fil-don tal-Spiritu Santu, bosta minnhom huma cessationist, għandek kattolċi jekk, għandek battisti jekk, ma cessationist, fimt? Daw jgħidulhom cessationist, ma nafx li ma bibjat jaqraw. Anka l-Jehovah's Witnesses, Kristjani, infatti il-Jehovah's Witnesses ukoll jgħidu jazzardaw jgħidu ċorta kliem u ħanejdlek. Jaqbillek toqgħod attent ħafna fejn ma tifhimx l-aħjar ħaġa tagħmel tal-ħalqek. Where you don't understand, it's the best thing you can do and you will be very wise is shut up and they say nothing. Rather than say you see a sign or a wonder or a miracle and say that's of the devil, be careful, that's dangerous. Quando tu non comprendi qualcosa, la cosa migliore che puoi fare è cuciti la bocca, non dire nulla piuttosto che dire una blasfemia. Because it's very different. You can incur the judgment of God. Perché puoi metterti sotto il giudizio di Dio. In fact, I remember and I finish with this. E infatti ricordo e voglio concludere con questo. Niftakar storia, there was a pastor C'era un pastore who criticized the gifts of the Holy Spirit, especially the speaking of tongues. che criticava i doni dello Spirito, specialmente quello del Kien hemm parlare pastor lingue. partikolari kien kritika ħafna id-donja tal-Ispiritu Santu u l-Pentekostali u l-Karizmatiċi kien jikkritikhom ħafna. Amen. So he went to a church, E andò in una chiesa mar knisja Pentekostali, biex jipprova jikkritika, to try to criticize and ridicule. e andò lì per criticare e ridicolizzare. And all of a sudden, while the service is going on, what the service kien għaddej, Come il culto iniziò e andava avanti, iqumu żewġ aħwa nisa, two sisters, they were in Christ, but they were actual blood sisters. They stood up ci furono due sorelle cristiane, ma and they due sorelle started nel speaking sangue, in tongues. cominciarono a parlare in lingue. U daw jitkellmu bil-lingwi daw it-tnejn l-aħwa. Il-pastor ta' dik il-knisja kien jaf li dan il-pastor qed isegwi, ġi u jarhom. This pastor of that church knew that another pastor just came in and he knew who he was, and he always criticized charismatics and the gifts of the Holy Spirit. And he said, oh, Lord, please stop them. Oh, no, not today. Oh, how embarrassing, not today. You know, this guy is here today. E mentre accadeva questa cosa, il pastore della chiesa lo vide entrare, siccome sapeva, lo conosceva e sapeva qual era la sua posizione, lui disse, no, proprio oggi, no, non volevo che accadesse, speriamo che non accada nulla. And as soon as they spoke in tongues, E come parlarono in lingue, he was shocked, the pastor, il pastore fu scioccato and he said, it's finished for me. e disse, basta qui. Because the other pastor just got up of the chair and left the building. Perché l'altro pastore si alzò e se ne andò. And he said, oh no, it's ruined. We ruined it. E disse, no, abbiamo rovinato tutto. The next day, Il giorno dopo, that other pastor called that pastor. l'altro pastore che era andato via chiamò il pastore della chiesa He said, who are those two women who stood up? e gli chiese, ma quelle due donne che si sono alzate, chi erano? Said they were members of our church. And Sono membri della nostra he chiesa. said, where did they learn to speak Hebrew? E dove hanno imparato a parlare l'ebraico? They spoke in perfect ancient Hebrew. Hanno parlato in ebraico antico perfetto. And the Lord said to him, E il Signore disse a lui, stop resisting my Holy Spirit. fermati e non resistere più al mio Santo Spirito. Wow. That's called God's mercy in a miraculous package. Questo è la grazia, la misericordia di Dio nel pacchetto miracolo. Where you don't understand, Quando non comprendi, don't be so arrogant, non essere arrogante. prideful. L'orgoglio fa Because no cadere. matter how much you know, Perché non importa quanto conosci, there's always much more you do not know. è ancora di più quello che non conosci. Għod attent, kunx arroganti, kunx orgoljuż u rasek kbira minna li kaxinti għandek ħafna edukazzjoni u ta' fil-Greku ta' fil-Hibru u tikkritika nies talla li għax joperaw bil-qawwa talla u inti ma tifhimx. Għod attent, kun umli, be humble
And where you don't understand, say, Holy Spirit, teach me. Fej ma tifhimx itlob Spiritu Santu, għallimni. Sii umile, quando non comprendi, di Spirito Santo, insegnami. Amen. Amen. Let's all stand. And Alziamoci in piedi. that was a good question. Nalla kont għamiltu dak li Una żball. bella domanda, grazie. I'm glad you made that mistake and I corrected you. Sono contento che hai commesso questo errore e ti ho corretto. Bravo. That's it. So, let's give thanks to the Lord. Father God, we want to thank you. We bless you. We honor you. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare. Lord, we do not claim to know anything. Padre, noi non vogliamo dire che sappiamo tutto. We humble ourselves under your mighty hand. Noi ci umiliamo davanti alla tua potente For mano, we know there's so much more that we do not know. perché c'è così tanto che non conosciamo. Teach us, Insegnaci, instruct us, istruiscici and give us a teachable heart. e dacci un cuore And ammaestrabile. where we may be wrong, E dove possiamo aver sbagliato, in some area, in alcune aree, teach us, insegnaci, correct us. correggici. And if there is any brother or sister who may be wrong, E se c'è qualche fratello o sorella nell'errore, grant them your mercy and grace garantisci la tua misericordia e grazia to teach them too. per insegnare anche a loro. Father, forgive us Padre, perdonaci where in pride or arrogance dove eravamo nell'orgoglio e nell'arroganza, we boasted in how much we know. ci siamo inorgogliti su tutto quello che sapevamo. Your word says, La tua parola dice: let him who boasts boast in this, chi si inorgoglisce, si inorgoglisca in questo, that he is known by God. che Dio lo conosce Hallelujah. And that he knows God. e che conosce Dio. We give you praise and glory Ti diamo lode e in gloria Jesus' mighty name. nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Go home. Andate a casa. Amen. Apostolo, come si chiama?